denn der Stunden verfließen. Trinken aus, schenken ein, bald sind die Tage der Rosen vorüber. Lasset uns nicht fröhlich sein, denn sie kehren ja niemals wieder. Trinken aus, schenken ein, denn sie kehren ja niemals wieder. Trinken aus, schenken ein. Amici, ma sono fradis che stanno insieme al Palio de Stiarogeles. Dopo anni che non combinavano e si è arrivati che stanno a combinare, e quindi Palio de Stiarogeles 2018 a chi a Paluce, i partiti con queste belle emozioni, queste belle esperienze di tutti insomma alla fine, no? Di volontariato, di int che si anime, di int che vuole tenere bene il proprio paese, tenere bene naturalmente anche la propria contrada, il proprio puesto, il proprio look, tenere oggi stanno insieme e collaborando per realizzare una gara, un aldi importante che dopo a ti chiappa, anche se me che non chiappi ma chiappa lo stesso. Allora, come a scuviergi che Spalio 2018 c'è mucca funziona, i personaggi e tutto il contorno, il bel contorno di Paluce. Siamo pronti! E quindi dovrebbe arrivare in piazza Disco Style Street Band, accompagna la prima concerta che dovrebbe essere quella di Ketchup, dico bene? Esatto, quindi facciamo entrare la Disco Style Street Band che ci allieterà con una super canzone. Canzone famosissima di Sanremo. Posso ascoltare una bella banda. Andiamo tutti insieme. Che non si fermano, sono giovani in gamba, non si fermano. Allora, un attimo veloce, qua bisogna conoscere un po' i nomi di questi bei ragazzi qua che arrivano io per Furlanie, Furlanazza anche loro, Tu come ti chiami? Marco. Marco, dopo? C'è suonis tu? La trombetta, vai. Alberto. Alberto? Michele. Super sax, Michele, che è un trombone sicuro, i fumedenti a manetta. Si chiama Michele anche lui. Michele anche lui. Elia. Elia. Jacopo. E c'è che roba chi? È una cassa. C'è? Una cassa. Una cassa, hai capito un ricasce, non capisci? Nicola. Nicola, tu? Matteo. Matteo. E infine? Paolo. Paolo, benissimo, bravi!
Disco Steyr Street Band. Sì, però signori, mi sono soffermato un attimo perché la fisarmonica, sapete, è nel mio cuore, quindi doveva essere l'ultima, però la più importante. Il suonatore della fisarmonica, bellissimo, come ti chiami? Io sono Christian. Christian, bravo Christian, un applauso a Christian, la nostra fisarmonica! Il sindaco con la prima contrada, che è quella di Kecciak. Il gruppo di Kecciak è stato fondato nel 1999 e conta 49 ragazzi e ragazze molto motivati. Il presidente è Christopher Huber. Lo scopo dell'associazione è quello di avvicinare le tradizioni ai giovani e di mantenerle. L'associazione organizza in media 5 eventi all'anno. Il prossimo grande evento sarà sabato 6 ottobre presso il municipio di Kecciak. Questo tuo gruppo, dove è nato? Questo gruppo è nato a Kecciak perché noi abbiamo due paesi che sono un comune, Kecciak Maute, ma questo è il Burschenschaft Kecciak. Loro sono nati alcuni anni fa. È un bel gruppo, fanno tante cose, ogni anno fanno 2 o 3 manifestazioni, anche quest'anno alla Sagra di Kecciak fanno una grande festa nel municipio e sono molto bravi e sono molto contento che loro sono venuti per partecipare perché per loro è la prima volta, è un'esperienza e facciamo sicuramente una buona figura. Come here! Belli là, vediamo, bella stazza, vediamo il fisico. Questi sono bravo. proprio piccoli, piccolissimi. Sì. I nomi? Daniel. Dominic, allora è dura qua, è dura. Place è uno dei borghi predominanti della frazione di Casteons, che si trova a nord di Paluzza ed ha inizio immediatamente dopo aver passato il fiume Pontaiba. Place e Ville sono i 2 borghi di cui si parlava, borghi in realtà molto uniti che sfilano per il palio assieme. Allora, rappresentai Zoalc, cosa fate? Fate la sfilatina, vediamo, lei cosa mi dice? No, niente. Niente, anche tu come ti chiami? Rossana, Da dove sei? Dove abiti? a Casteon, Quanti anni hai? 12. Cosa fai nella vita? Allora, no, è per strammatizzare un attimino. La prossima contrada che entra in piazza è la contrada del Granducato di Casalisega. Il Granducato di Casalisega è la prima borgata della frazione di Timau che si incontra percorrendo la strada che da Paluzza conduce al valico di Monte Croce Carnico. Intanto il Granduca, come si chiama, da quando è stato... Eccoci. Devo correggere un'affermazione fatta. Il nuovo Granduca del Granducato di Casalisega siamo noi, Giordano Muser, primo Fartaicia di Casalisega, il Granduca Nicolino I e Granduca Emerito. Questo è doveroso dirlo. Pertanto oggi io sono Granduca del Granducato di Casalisega. Il Granducato di Casalisega, a parte i prodotti che abbiamo oggi qui, che sono tipici della nostra zona, meloni, pesche, ananas, Come meloni? banane e quant'altro. La prossima contrada che entra in piazza è un'altra new entry, infatti è la contrada di Nauline. Eccoli, camminando per le stradine di Naunina, una piccola frazione del comune di Paluzza, possiamo scorgere un antico lavatoio, un borgo del Torinciò, raggiungibile percorrendo un vecchio ciottolato, e un complesso di case datate 1600-1700. Tutti assieme, ma c'è tante sbielle sfantate scandea qui. E anche qui è andata... Questo qua lo conosco, questo qua cosa fa qua? Cosa fai? Sfilare. Ma sfilare poi usiamo qualcosa, facciamo un gioco? Nessuna gara. Non facciamo gare. Invece quelli che fanno la gara sono dei giovani atleti. C'è, ma c'è gusto domandarmi, c'è no? Federico. Io to Federico e? Adam, oh benissimo, quindi con Seon siamo a posto, il Seon è a posto, l'avete gucciato come si dice, sì? Quindi vi siete allenati? Madonna.
Già una settimana. Due femmine e sono ridotte. Che la lei. Pardaur è il borgo più nuovo del paese, formato da villette a schiera e case popolari, costruite dopo il terremoto del 76. Si trova in una zona centrale del paese, alle spalle del centro. Infatti il nome Pardaur deriva proprio dal fatto che il borgo è situato dietro al centro e che quindi sta da un attimo ad arrivare in piazza. Allora, cosa rappresenta questa bella contrada? Bella domanda. Rappresenta la contrada più giovane del paese. Benissimo. Ma quante volte avete partecipato? Partecipate sempre a questo palio? Abbiamo partecipato i primi anni, poi una pausa riflessiva, poi abbiamo ripartecipato e adesso stiamo continuando. Ligosullo e Trepocarnico, con le frazioni di Tausia e Murzalis, si trovano vicini tra loro. Si trovano nella Val Pontaiba, che inizia proprio da Paluzza e sale fino sulle vette delle montagne al confine con l'Austria. Lusciule e Tausie rappresentano una bella realtà di aggregazione di borghi, con pochissimi abitanti, ma che ci tengono molto all'amicizia, alle tradizioni e all'amore per la terra dove vivono. Allora, noi quest'anno abbiamo pensato alla fienagione. Perché? Perché adesso le signore inizieranno con questo momento, diciamo, per capire un attimino come funziona la fienagione. La fienagione perché noi, sapete, abbiamo un'attività in questi due paesi qua che la gestiamo tramite famiglie e quindi abbiamo appena quasi finito di fare il fieno, siamo stufi di far fieno e difatti ne abbiamo portato un po', è fresco, buono, sentite, nasai un momentino. No, perché ho visto gente che si è fermata proprio ad annusare il fieno. Io dico sempre a questi ragazzi, ai bambini qua, dove sono, eccoli là, che, ecco, Luca, poi là, a legno fi. Allora a questi ragazzi qua, sì, ma dici di sì, dopo lo sai, qui di sì, qui di no, come che dice. Allora, dicevo che in pratica... a questi ragazzi dico sempre, ma che bagni di fieno? Perché quando gli dico andate sul fienile, andate a fare il giretto per passare il fieno, poi qui c'è il capo Bertolaso che si arrabbia perché dice no Berto. Esatto, non si fa, ma noi lo facciamo lo stesso perché i bambini sanno quando non c'è lui a far fieno, loro si divertono sul fieno. E poi naturalmente tutti i ragazzi e i collaboratori. Bene, questo naturalmente è Saluta la la tua contrada gente. di Tausia Jour, grazie, speriamo di vincere, in bocca al lupo, dai che viene a fumare Retti, via! Cleulis è una frazione del comune di Paluzza. Proseguendo verso nord, lungo la strada del Moscardo per 4 chilometri, ecco la frazione di Cleulis, dal latino clivus, paesino di circa 400 abitanti, la cui parte vecchia è posta su un declive di 900 metri sul livello del mare. Il toponimo compare già in un documento notarile del 1342, in cui si parlava di De Villa Clebulis. Vedete quanti de Cleulis che si mangi bon schiarcion, è vero. Eccolo qua, lui è il portavoce. Grazie per il portavoce, buonasera e benvenuti a Paluzza, buon palio a tutti. Cosa rappresentiamo quest'anno? Allora abbiamo portato un po' l'evoluzione del trasporto dei bambini con l'andare degli anni. Siamo partiti con una culla, un cesto, come notiamo abbiamo l'ultimo nato della nostra frazione, il nostro piccolo, che ieri sera ha sfilato anche per del Miss, esatto. Poi siamo passati, arriviamo agli anni 50 con questa carrozzina full optional, ammortizzata, ruote grandi per scorazzare lungo le vie sterrate della nostra frazione. Poi con l'andare degli anni si passa alla Tiaroggiula naturalmente. Un fascio di fieno, una piccola incavo per mettere dentro il bambino e arriviamo al trasporto degli anziani, anche se non è proprio una persona anziana oggi qua con noi, ma veniva usata anche per portare dal marito la signora magari nei prati un po' affaticata e tutto il resto, no? Sudri! Anche Sudri è una contrada, diciamo, quasi new entry, perché sono pochi anni che partecipa.
e è un comune limitrofo a Paluzza, il cui territorio si estende sulla destra del fiume But, fra la confluenza con la Giardegna al Rio Pissanda, salendo fino alle cime del gruppo dell'Arbenis, ricoperto da bei pascoli e boschi. La sua popolazione è divisa tra 3 fazioni: Sutrio, Priola e Noiaris. Eccoli là, gli amici di Sutrio, e abbiamo un portavoce francese. Da Calais? Olivier. Allora, portavoce, la contrada di Sutrio che si presenta qui al palio, con quale idea, con quale prospettiva? Noi siamo super motivati come sempre, cerchiamo di fare sempre meglio. Siamo la terza edizione che veniamo, no? Primo anno abbiamo messo un po' le marche per capire, l'anno scorso meglio, quest'anno non ce n'è per nessuno. No, bisogna dire la verità che il palio è internazionale. Io pensavo scherzassi, ho detto francese, ma c'è francese, e invece è francese, eccolo là. La contrada di Cente, provenendo da Tolmezzo, è sita all'ingresso del paese. Contrada storica del palio d'Astaroggiole, su suo vessillo ha raffigurata la chiesa di San Giacomo, oggi sconsacrata, ma da cui si ritrovano le testimonianze della sua esistenza già nel 1600, in occasione della visita del canonico di Cividale Agostino Bruno, per conto del patriarca di Aquileia Francesco Barbaro. Questa qui è la più bella contrada di Paluce che l'hai risavuta, no? E le bielle sfantate, vero? Bielle sfantate, e dopo c'è la che l'è scritta lì, che di Cente. Scusa Gian, ti ricordo che abbiamo anche degli ospiti che non capiscono il dialetto nostro, quindi dobbiamo anche adeguarci. Era l'introduzione in Terniel, che è la lingua madre, e adesso passiamo con quella del padre. Buongiorno a tutti. Ecco, noi siamo appena arrivati da quella montagna che ci sta dietro, la montagna di Cook, e abbiamo fatto un po' di fieno con i nostri nonni. Io porto oggi a testimonianza questo rastrello che l'aveva ancora la mia nonna 1895 e mio nonno Lazzaro Lorenzo, ancora vivo. Questo rastrello che penso ha dato da mangiare alla famiglia facendo fieno abbastanza. Borgo a nord del centro di Paluzza, il suo nome Sommaville deriva da Somme-la-Ville, che significa parte alta del paese. È uno dei borghi più antichi e storici della cittadina di Paluzza. Nel suo territorio a confine con la contrada di Pontaibe sorge la chiesa parrocchiale di Santa Maria. Eccoli che arrivano. Di solito anche loro molto numerosa è la parte dei bambini, infatti vediamo una chiaroggiule con almeno 8 bambini seduti. E allora abbiamo qui il delegato ufficiale, il Gran Visir, diciamo, vero? Il nostro Lele, che lui l'ha sempre alda contanus di nu, di biele, di interessante ed importante. Lele, prego a te la parola. Ecco. In quest'anno noi presentiamo uno scorcio della nostra via Marconi in Sommaville e riguarda solamente uomini. Il prossimo anno farò qualcosa per le donne, ma è molto difficile perché ho paura che... Dai. Ecco, posso cominciare? Va bene. Sommaville, sul Grand Schlack dal Bosc Bandit, hai chiatat igno biel sit, con la stiase in biele file, a me acclamate Sommaville. Dal Pontaibe la montane, da Denglar, da Tamau la tramontane, da Denglar ven la tormente e Scirocco vi sudicente. Passetoba gran pensator, il Pitin imprenditor, con Rinaldo il pensionato e il meo falce rischiel strasemeat. Passe l'ele in cariole, con che l'ort canolumole, e il tane in biciclette a sameune saete. Passe robi plen di erbes, per fa ben la sos conserves, a vulvei las vitamines, pa l'invier che si svizine. Passe franco cucciagnut e il dino cidinut, quanche lo rechiacare a noi fasi mai cagnare. Passe ja con ex emigrant, al veniu sempre sciulant, ma saltiate un interist al divente subitrist. Passe medio plan planchin,
e tonin col motorin e zamarchi cidinut, al fa sempre soggerut. Passe Mario consulent, all'impegnare la soment, ma quan calioti se ne voz, alismente spines e cross. Passe aulo cultrator, alza me un senator, al ten sempre la sinistra e non gira mai a destra. Che ste int, è un caso raro, che non si fermi al fogolar, là che a ogni ora andreine a un ristore. Grazie. Allora questo è il famoso drappo che dal 1980 passa di contrada in contrada e per gli ultimi istanti in questo momento è a Somaville, ma fra qualche ora sarà o loro o di un'altra contrada. Grazie, terminata la sfilata, un caro saluto all'ultima contrada. Somaville e Somprat, grazie! Devo dire che hai detto già tu tanto, fierezza e gioia. Ma anche devo dire un saluto carico di emozione, perché di fronte a questa cornice di pubblico non si può non essere emozionati, di orgoglio e di essere onorato per poter rappresentare la comunità di Paluzza, che oggi mette in vetrina veramente tanti valori, tanta storia, tanto significato di comunità. Oggi abbiamo più comunità, non solo la comunità di Paluzza, ma abbiamo i paesi limitrofi, abbiamo i nostri amici austriaci. Nell'anno del centenario, come ha detto Gaia prima, devo dire che si abbina e ci voleva chiudere quell'anno del centenario con la prima partecipazione dei Ketchup Mountain con noi al Palio. Ha un significato particolare, dobbiamo lavorare assieme, dobbiamo guardare al futuro con rinnovato ottimismo lavorando assieme. Oggi mettiamo in vetrina quella che è la cultura, la storia, la tradizione, la gastronomia, lo sport. Credo che sia una vetrina dove si può guardare con attenzione, ci si può divertire, ed è per questo che oggi l'amministrazione che ho l'onore di rappresentare deve solo dire grazie ai giovani di Chienti per il lavoro minuzioso che più da 34 anni fanno per presentarci al meglio in un appuntamento che ormai è diventato l'appuntamento tra i più importanti in Carnia, non solamente a Paluzza, nella comunità di Paluzza. Un grazie alle contrade, un grazie a tutti coloro che danno un contributo fattivo perché questa manifestazione sia sempre al primo posto come presenza, e credo che, io non so quanti siamo, ma siamo in tanti come sempre, abbiamo il tempo che ci conforta e che non ci tira mai il bidone, quindi possiamo essere contenti, tocchiamo ferro, contenti anche di questo, e credo che questo sia oggi una giornata di gioia per tutti. Grazie ancora per questa partecipazione, viva le contrade, viva il Palio, grazie. Praticamente si inseriva nella testata della legna per poi trascinarla verso valle. È più facile farlo vedere che non dirlo, però aspettiamo. Vai Luca! Vai, go! Ecco i partiti! È importante in questo caso riuscire a battere bene la partita con la Quindi sono ben avviati, hanno ben iniziato, poi i nostri giudici gli daranno anche una mano se c'è qualcosa che non va, che messe a posto perfettamente, lo riflettono in maniera tale che siano sufficientemente vicini. Ricordiamo che a questo punto bisogna tenere il minor tempo possibile, quindi confrontando poi il posto divertente bisogna anche organizzarsi, bravissimi. È molto bello perché se guardiamo ci sono anche le donne che tirano la styles, quindi solitamente l'uomo hanno tutti concluso, sì, e quindi adesso in base ai tempi effettuati si stilerà una prima classifica. Sì, diamo i tempi dei primi 4 contravaioni. Perfetto, allora abbiamo lo Schule Tause con 1 minuto e 29, poi c'è Ville con 1 minuto e 55, a seguire Sudri 1,58 e Cente 1,59. Benissimo, allora congediamo questi ragazzi. Ecco, vedete, per comodità abbiamo sistemato la legna dall'altra parte della piazza, però
lo scopo finale è lo stesso, portare la legna dall'altra parte della pista. Sono già quasi tutti nel secondo giro, forza Naomi, dai, magari ti metti così, diciamo la taglia meno pesante. Forza pubblico, diamo un aiuto a questi bambini. Sono fighissimi ragazzi, veramente. Oh, mi raccomando, devi tenerla dura, che non scappi. Ok. Vai Naomi! Siamo arrivati all'ultima, bravissimi, un super applauso! Partiti! Abbiamo dei giudici rigorosissimi, hanno fatto appoggiare per terra il Strauss e il martello alla contraria di Sopra. Non potevano partire con il Strauss già in mano. Tempo di 1 minuto e 25 secondi di Cleules. Qualcuno è già arrivato alle 3 legna, quindi siamo quasi alla fine. Ah, che l'ha persa per strada! Forza Place! Fine anche per Place! 2 minuti e 24, Casalisega 1 minuto e 38, Somprat 1.31. Ecco, 1.31, benissimo, ci blocchiamo perché ci manca di comunicare l'ultimo tempo, che potrebbe essere quello che o è primo, o è secondo, o è terzo. Quindi ricordiamo, il tempo migliore fino ad ora era quello di Cleules, 1 minuto e 25 secondi, mentre Parraura ha fatto 1.21. 1.21, quindi Parraura ha vinto il palio dei Fruz. Beh, ma ricordiamo che Ormina vi saranno premiati. Bravo, un applauso. Quest'anno novità in tal paio 2018 e vin gli amici di Ketchup Mountain, un gruppo di giovani che si tirano in ogni per organizzare le feste, per stare insieme, per fare, insomma, tutte che fa gente che organizza in Austria, a chi di là, i nostri cugini di là. E sono venuti che stanno qui per partecipare a gare, a gare la Seon, di Tiarogiola, io riesco a pronta la Tiarogiola qui. E avendo insieme a questo bel giovane qui che ci farà da traduttore. Quindi il nome? Mark, io sto Mark qui che naturalmente da Bonti Arniel con la birra non sta il fame di avere la birra che se no dopo loro si arrabbiano, no? Perché insomma dopo di beviltà qui, viene la birra. Allora Mark, come hai vinto a domandare a quel giovane qui che si chiama? Christopher, ecco, i domani a Christopher, da dove arrivi a queste Tiarogiola? Woher kommt denn der? Wo habt ihr der Kult? Von hier. Also von hier, ja. Von Paluzza. Haben wir gesponsert bekommen. Alan è stata sponsorizzata da Paluce. Ah, l'hanno prestata che è di Paluce, ma loro la via, domani se usi il modello qui? Tutti verwendet ihr eine so? Bei uns nicht, ne? Also bei uns, wir haben sowas nicht, das ist für uns neu. Für euch neu? Ja. Nuova roba, però loro non l'hanno mai utilizzata. Ma domani, ma ci mutirino il fan in tai lux, Kayan e lo portano in tastali, con c'è in tai anni passati? Wie tut ihr dann dort bei euch, wenn ihr den Gerät nicht habt? Wir haben so eine
Mit die Hosen? Mit die Pferde, coi cavalli. Tiravano fuori coi cavalli. Hai capito, coi cavalli. Sì, ma spesso, sì, ma lavino anche in carne la sorriva con i cavalli. Dappertutto, sì. E le mie ore, perché qui a Siaf Musco, non serviva, e era il cavallo che faceva la... Hai capito. E invece, oltre, allora, quindi è una novità per loro che è qui, e quindi di conseguenze, ma l'hanno provate? Domani sono provate? Habt ihr schon probiert, oder? Habt ihr schon geübt, alle? Sie ist geübt. Erste Mal. Molto dura, però ci hanno già provato, hanno già fatto allenamento. Sì, hai capito, benissimo. È la prima volta che fanno allenamento. Sì, la prima volta che facciamo allenamento. E invece il Curseon, perché non ci interessa, sono i nostri scusini, Curseon. Mit der Säge? Arriva da Germania. Aber das... Woher kommt sie denn? Aus Deutschland? Kötschak. Aus Kötschak. Da Kötschak proprio. Scommetto che è uno stile. No. Ein Stil? Na, keine. Wir haben geübt beim Maibaum. Wir haben einen Fest Maibaum, da haben wir festgesägt. No, ci siamo fatti esercitazione a una loro cultura che è il Maibaum, che sarebbe Starbul che attirano su i coscrits. E hanno fatto. Allora quindi sono allenati, quindi hanno un problema. Sì, dann habt ihr keine Probleme, seid schon geübt. Das ist kein Problem. Das ist... Aber der ist ganz hart, gell? Ja, aber das macht er schon, ey. Macht er schon? Lui che tira il Seon, lui. Quello che tira il Seon, lui qua. Ma vinho tutto prima che aveva là due bei muscoli che mi sa che sta qui hanno usato. Er hat gesagt, du hast gute Muskeln, haben wir schon gesehen. Das. Ja, mal sehen, strenger Jodi. Sono contenti di essere qui. Hanno bevuto alcol, mangiato alcol. Habt ihr schon gegessen? Habt ihr schon getrunken? Noch nichts? No, non mi è bevuto. Non mi è bevuto. Benissimo così. Bon, grazie Marx per essere stato disponibilissimo a fare da traduttore, no? Tieni grazie, in bocca al lupo. Ci si dice come Viel Glück. Viel Glück. Danke. E finalmente mani alte per la Pushchef Kötschak! I vin l'atleta, come qui assim in te contrade di Ville, e assim in compagnia di Mirko. Di Mirko, allora Mirko, si sono preparati perché spaglio? È un tic come che diventa prima. E quindi c'è Tirino la chiaroggiole? No, il Seon, io il Seon. Insomma, però mi pare che quest'anno la vinto dura perché sono che i tedeschi alla via di Kötschak che perché è di tradizione loro tirare il Seon. Sì, è una buona concorrenza, viene da difficile. Però hanno detto che non hanno il Seon di marcia, quindi forse se cavin, dai. Sì, sotto il segreto non è tanto, è tutto il Seon, non è tanto la forza, c'è un conto di allenamento a vol, ma il Seon è c'è che fa tutto. Se tu hai un Seon che non va, tu sei già spacciato. Se tu hai un Seon che va, dopo sta l'allenamento, arrivare a pit, avanti. E dopo naturalmente dipende anche che tipo di tecnica, metodo, sai, FAU, dane, eccetera. Questo è dane, il tuo Seon va ben per dane? No, alle FAU. Alle FAU, ok. Mi avevi detto che era dane, mi avevi detto, hanno fatto scherzo, no? Perché qui a Paluccia sono candalossi, se per dici, le vin la dane e dopo diventa il FAU. E quindi per il FAU ci muzzesti? Ma sì, viene un Seon dedicato a questa vonde per il FAU. Sì, è il Solen. Allora, spero insomma in bocca al lupo, io dico insomma che lei ti benon e di fare più fatica possibile. Grazie. E invece a chi in velocemente, e chi vince naturalmente la contrada di Tausi e Usul, ecco. E allora chi ha vinto l'Adriano, no, il nostro Aga, che ha allenato a Ciri il Seon perduto in tutto il mondo, forse è andato un ciumuzzino che sta, Aga, rivino a fumare? Speriamo, dai, se si può è dura, ma insomma dai. Che stanno alle FAU e quindi? È dura. È dura. FAU sec. Vino FAU sec, quindi... quindi è durissimo. È durissimo, hai capito. Ma vino fatto qualche prova? Sì, provato. Ci muttese che il Seon? Va bene. Non è facile chiattare il Seon. L'ho vingucciato, l'ho provato e come vino medeodi se veramente va. E speriamo di arrivare a Marco secondo. Ecco, speriamo di arrivare. No, ma viene a puntare per arrivare prima. Quindi anche a contrario di Tausi Usul, naturalmente un bocca al lupo che i due personaggi qui che forza andano, quindi però hanno voluto non forza, vogliono tecniche. Anche che è la tecnica. Perché non è facile tirare e molare. No, non è facile, anzi è difficile. È difficile. Buon, Aga, tutti e due in bocca al lupo. Grazie.
Ti ha vecchi fuin. Ti ha light ci c'è fisicazza qui. Qui tutte robe riciclate da Ciurciovent che arriva in casa, sono prata, fa la corsota. Dennis, allora Dennis, si sono pronti, preparati per questo palio. Perché qui a Sicor, qui non è nome Cori, ma lei anche tira o poca, è vero? Sì, è vero. Allora io sono venuto a tirare il Seon per son prat. Insomma, Ville sono prati insieme, sei contento di essere venuto, sei un tic perplesso perché non l'hai mai fatto e speravi di avere un tic di più team per prepararmi, perché veramente, però dai, siamo qui, proviamo a fare le bielle, una bella manifestazione e sei stato contento che mi avevano dato la possibilità, la famiglia Aulo Maieron, tutta la Inzu da contrade e il mio compagno che l'hai tirato. Lei, qui è il tuo compagno. Lino. Lino, vai qua, Lino che fa sia a fare, sia appena maridata, non è bella sciora. Chi è una bella tatina, vai, la tatina che si chiama? Mia, eccolo qua. Allora, Lino, tu che tu sei un atleta di vecchia data, no? Ti sei tu preparato perché sei un? no, troppo, perché non hanno visto martes. Hanno detto, vieni da Pierdi, allora tutto stai buono, allora i partecipi. Pierdi arrivi io. Allora è buono, allora quindi viene speranza che per reso. Sicuramente. Speriamo. Ma sì il più possibile. Ma l'importante è divertirsi e stare in armonia assieme. Ma il secondo, vedo provare, funziona e se va bene? Sì, va. Sì? Alva, so che lo tira non ti di manco, però. No, però io darei il possibile. Io darei sarei ahí con la telecamera e poi gli amici di videotelecamere e VTC a io diciamo che si comportais. Va bene. E dopo fare magari un sketch ahí e vero per io di un attimo diciamo che hai la sudare. Se vai sudata onde vuol dire che vai da denti. Se non vai sudata poco allora vuol dire che andare a Canova. Buon, ciao a tutti. Ecco qua ci sono anche belle signore che si stanno cambiando, lei si sta cambiando così in momento e noi nell'intimità siamo entrati, abbiamo disturbato, ma c'è Volgarski, sì. Ecco, allora chi stiamo preparando? C'è il Palio Dalfen. Il Palio Dalfen, quindi la corsa è con la Loge, con la Tiaroggiule e il Fash, un fascio di 10 kg, cioè. Sì, una roba così. Dovrebbe essere di 15, ma ci hanno graziato con 10. Hanno graziato, strani perché di solito. Le donne di una volta. No, è vero, anche là, di solito chi allava con 30 kg. Si sono allenati. Beh, ma insomma, qui non è problema di essere allenati, è vero. È la tecnica, ecco. Perché qui non è la questione di vei forza, è la questione proprio di sapere come tirare. Di essere veloci alle gare. E poi veloci anche a tirare e tirare nel modo giusto. Negli altri anni com'è andata? Per Somaville è andata quasi sempre bene. E io ho 2 anni che salto, ma hanno quasi sempre vinto. Ma Somaville sola non ha vinto. Ma è possibile, Somaville ha vinto tutto. Ha vinto con gli uomini, ha vinto con le femmine, ma c'è chi vede, sai, per me, hai l'aria, hai laghe, hai al di tutto, qualche sostanza che magari che non lo sa vincere. Un microclima particolare. Un microclima particolare, ecco, questa bella sciore la lascinca si cambi, se no non vogliono essere voyeur, se no disentiamo la H spionski sei. Hanno però spiate femmine, hanno spiate femmine che si cambi, ecco, perché c'è belle sfantate che si cambi, e anche loro naturalmente parce fa. Il palio? Il palio dal Fen, e quindi si sono allenati, ma chi sono atleta, qui non si scherza, a chi? Si allena tutto l'anno. Ci si allena, hai capito? Ci si allena tutto l'anno, poi ma è un momento di gente partiatalo per svagarsi, esiste ese, oppure che sbias giovani qui, disperati, che dicono che la femmina si allena tutto l'anno e io che aspettate. No han team, senti la novità del 2018, no han team più paioms, è vero o no? Tra il palio dal Flen e gli Oms a Tokyo. Tokyo, prima il palio, così che è sudor, Va bene, dopo se va bene, avvegni con noi, se no. Se no, vanno a fare chiocche, vanno a fare un. Ecco, nome. C'è nome, giusto, vuoi sapere c'è nome, gli Oms, tutti vogliono sapere c'è nome. C'è nome che tu hai? Dimitra, ma Dimitra, io sto, nome. Invece ieri che probabilmente ieri che ti dà una mano? Ecco? Katia. Benissimo. A chi naturalmente stiamo preparando algo di interessante. Ecco, come stanno studiando, a chi ha letto un studio. Fermate, non ti fui alle francesi che qui, Allora vengo detto prima alle francesi. Allora, ci stiamo preparando per fare qual gioco. Si preparando il Shaolin e poi la tecnica di gara. Noi stiamo preparando il Shaolin patiame, no? Allora il Shaolin alla di essi le ha in una maniera giusta. Ecco, fanno usione. Se si ingroppa a tu perdi tantissimi secondi.
E aí, alle come in Formula 1, se tutto partisse da ur, il palio hanno tu pos. Quasi ciri di fa palmior. E allora ci mucca le mettute il saulin, a si lo mette come una volta. Allora, io dico la tecnica di mettere il saulin, che è importante. Allora si chiappa il len e si lo tenta a man, partegni fermo, no? E col comedon si passa sempre. Poi dopo si lascia un tic di giro, no? E si fa un lacciatore, no? Io adesso c'è che si fa. E si lo passa in nome denti così, no? Ecco, il saulin è pronto. Quando si arriva, si ha nome di Giavà che laccia qui. E dopo il saulin, molanlo, al varese da disfassi giusto. Questo è il segreto. Dopo non si impia al vin, Però dici che la tecnica è La tecnica è questa, io non è che l'hai fatto proprio con un colpo a si varese di disfà. Però dici si vorrei da disfà. E quindi tu sarai che allora fa prepara la chiame? Sì, io preparo la chiame. Con la mia Olivier, che ha le stampe, al stente di male francese, le bravissime, l'ha organizzata, le è una mia, le brave. No, ma l'importante è che dopo viene qui che si sbiale sfantate, ecco, io dico che sfuggi, ti hai io adesso la stiarni lutes, io hai detto anche prima, la stiarni lutes no, ma le spiriti arniel, sono riservate, è che ha la via, no? Sono riservate, no, però se tu la sticci un tic, dopo naturalmente si scioglie e diventa un dolciute, è vero. Sì. Ecco, c'è non vino? Chiara. Chiara. Allora, c'è facino di giucuz, facino qualche gioco, non facino nuove o stiano fanno la sfilare? Come ho fatto i frutti? Allora mio figlio. Allora tuo figlio, c'è molte gelate? No, dai. Non, sì? Sì. Lui da per televisione. E dopo le gnom, che è il francese. Ma chi è? Io adesso che il becchino è francese, ma da dove la vigneso di Francia? Tanto così capisco. Io sei di sud. Sì, beh, claro. E a Selada Tollo a Clermont-Ferrand. Calais, Donge, dici, dal centro di Francia. A 2 ore da Lyon. Hai capito? Ma è lui è venuto che in Tiarni? Sì. È matta allora. Lei è il baul. Io adesso che anche in Francia hai il baul, non ma in Tiarni, anche in Francia è il baul. Ma si tiate bene a chiesa con te? Al Cor, con l'Aldo Moro, ai plage in Las Mons, quindi adesso habitat. Ma d'altronde con una biale fantata dagli anni non poteva dire di no. Esatto. In capo al mondo, quindi alle lat come che si dicono in cook. Ecco. Alle contenti di essere in cook. Bene, grazie, noi continuiamo perché che dura. 5 tutte e due, poi ve lo spiegherò. Sì. Ha vinto Podine. E comunque il taglio sarà relativamente impegnativo. Misto di forza anche questa. Beh, assolutamente sì. Se osservate per esempio le due tecniche di taglio che sono completamente diverse. Qui abbiamo un taglio più lento ma più profondo. Andiamo al ritmo. Siamo quasi in fondo. Attenzione. Poco più di un minuto abbiamo impiegato. Attenzione, stiamo per andare. Un Seonca venga al Canada. Forza. Prime de foto velocissime, prime de foto allora ci mutte esalate. A Trojan si fa che si lavora qui. Io ho 75. Io ho 75 hai vinto voto. Hai vinto voto non molto, ma come era 15 anni che non tiravi. Mi pare però avevi fatto un buon risultato. Allora il gruppo, ha un gruppo identico. Quando è freddo, va denti e non ti arrivi a tirarlo fuori. Hai capito? Che sei qui da dove arrivi? Dal Canada. Che sei qui da dove arrivi? Io da dove? Canada. Dal Canada? Quindi è arrivato dal Canada? Sì. Toledo fa il palio. Certo. Hai capito? Però vi ho detto che aveva fatto un buon risultato. Fadiosa, no? Sì. Adesso abbiamo già un termine di paragone rispetto alla prima manche. Quindi diciamo che la tecnica di taglio, secondo il mio giudizio, è simile. Quindi per tutte e due le coppie ce l'utilizzo. Manca poco, manca poco. Dai,
Eccolo! Attenzione! Eccolo! Mi sa che questo è un gran tempo! Allora mi pare che sempre Seon dal Canada ha fatto un buon risultato. Sì, digeresti io. C'è molto esalate. Stare dura, ma si arriva a piedi, dai. Sì. Io dico un attimino come ai vostri colleghi che c'è molto elade. Allora, c'è molto esalate. Tic dura? Dura, buona, grazie. Dura, aga, allora? Buona, dai. Dura. Se on però buttava fuori poche... Si dicono sarà per prossime, dai, in bocca al lupo, il prossimo anno cambi Seon e via. Ecco, partiti. Allora, partiti. Anche loro hanno più o meno lo stesso stile, diciamo. Cleulis e Casali Sega. Se non sbaglio utilizzano tutto il segaccio. Coni. Che serve ad allargare appunto, diciamo, l'invito della TAE per permettere al segaccio di scorrere con più forza, su! Dai che ci siamo! Eccolo, dai, forza! Attenzione, stavo per chiudere! Eccolo! Casali Sega ha recuperato un po' nel frattempo, così a occhio, però... Ale, ti appiglio Dorman dal VIF, allora, straks madur. Insomma, buona fatica, sì. C'è mozzino, ti ho straks madur. Buona. C'è mai si è bloccato questo... Ma è un problema dal Seon? Sì, boh. C'è dura il lenco un po', che dopo non lo abbiamo provato in Talvert e cambia un po'. Talvert all'ave, invece come al secco. Al far più fatica. Più difficile. Annia io dice che dicono che di Cleules, allora chi a Cleules vino a fumare denti benon? 34. A un momento si è bloccato. Ma devo mettere il coni? Sì. Io devo. Strac. Morto, è dura. Invece il tuo collega non l'ha molata? Buon. Intanto che tu battevi, allora al menave Seon. Io non vorrei ricordarmi male, Andrea conferma, l'anno scorso ti ricordi Pardaur con Giovanni Silverio che si è messo a ballare nel mezzo della piazza, te lo ricordi? No, lascialo lavorare. Lo lascio concentrato. Lascialo concentrato. Ha acquisito un buon ritmo, un buon ritmo non solo di fatica ma anche proprio un buon pendolare, ecco. Invece Sudri ha dei piccoli problemi tecnici. I vesi siete arrivati insomma, e questo già benon. Io sei qui. Certo qui. I tuoi amici e colleghi sono saltati fuori, dicono il blocco qui, no? Robe scacapiti me. Robe scacapiti, perché avete capito che qui, in pratica qui è un blocco, non è barre filettate, e qui è un dado, in due che il strength è smolato. Se tirante naturalmente se uno allo smole, dopo si sgancia da queste sede che là. Comunque, più dure di l'anno passato o manco dure? Ma, compagna, che dure sempre. Ma Lugucino se on vino qualche nunca No, hanno splash fa ciance guccialo. Ah, ciance guccialo, proprio al naturale. Esatto, hanno splash proprio fa fadie. Difatti, lo volevi io, difatti che non è proprio il gucciato. Perché? Boh. Tutte tattiche. Tutte le tecniche, perfetto. Go! Forza! Allora, Naunine è partita alla grande. Naunine è esplosa. Invece, quindi qui è la lotta tra
tra la forza e la tecnica. Kechak ha impiegato un attimo a partire, però ha preso subito il ritmo, infatti adesso sta... Naunine Quintre Kechak. Oh. Ammazza. Io dalla terrazza qua su prima... Kechak in testa! Eccolo! Vai Naunine! Oh, Naunine sta per finire anche Naunine, attenzione! Avete visto? È stata una sfida proprio a secondi, Ora ci vuole salare. I vonde dai. Ma sei partite alla grande? Sì. Massa esagerato. Era lui che tirava massa. Allora tutto tirava massa mi pare. Poi che tu hai il fisicota che dopo di tirare. Però dopo sei rallentato. Dopo sì. E i tedeschi sono arrivati prima di voi. Dai. Ci vuole dure. Sì. La prima volta che tu fai? Sì. Buon, dai, vabbè, prossimi anni si torna a allenarsi. Sì, dai. Tanto il fisico tu lo hai. Sì, dai. Loro davanti sarà anche merito della sega scelta. Via! Quindi dobbiamo sicuramente, per andare a vincere il Palio del Seon, rimanere sotto i 2 minuti. E quindi vediamo che queste coppie... Corretto. Diciamo che questa è veramente una bella sfida. Sento che il pubblico è piuttosto silenzioso e attento, soprattutto per vedere come sta procedendo e poi per aspettare un po', no? Per vedere di accompagnarli negli ultimi attimi del Allora, taglio. Treppo ha superato la prima metà. Treppo adesso le fasi finali. Forza! Eccolo! Forza! E adesso aspettiamo i giovanissimi di Somaville. Tifo finale per Somaville, forza! Bravissimi, complimenti ragazzi. A Stone Strax, giustamente a Stone Strax e Mocha. Allora, ci mi pare che avete fatto un buon team. Abbastanza bene, dai. Mi pare che assim, non vorrei dire sul podio, ma quasi, non si sa. Ci monta salada allora, Castel. Buone bene. Ma tu che tu sei un veterano? Tu il Seon che si apre. Ma il Seon mi pare che lave bene. Sì, insomma. Mandi di migliore, bisogna ti attacchi di migliore, che è di migliore. Al terzo posto la contrada di Liu Shul, con Plazzata Adriana e Zamparo Moreno, con un tempo di 2 minuti e 28 secondi. Allo scalino successivo, quindi al secondo posto, la contrada di Place con Lorenzo Epodine per un tempo di 2 minuti e 7 secondi. Quindi ci aspettiamo una doppietta della frazione di Castellons nel Palio del Seon e quindi a te tocca l'enunciazione della squadra vincente. E arriviamo alla primissima classificata, che è la contrada di Vile con un tempo di 1 minuto e 29 secondi. Approfitto per ricordare che i primi premi sono gentilmente donati da Sara Delizzotti, in un negozio di ceramica artigianato qua a Paluzza. Dici che il Seon ha dato un gruppo? Sì, sicuro. Mi sono ridotti il maestri, perché è il nostro... Maestri, ci sono là che i due allievi. Bravi, veramente bravi. E dai, non mi domandi, è la prima volta o vedo già vinto altre edizioni? Sì, 2 volte vinto. 2 volte hai vinto, quindi che è la terza allora? No, la seconda che. Ah, la seconda, benissimo. Si privato il podio, ma come che si dice, non c'è il 2 senza il 3, no? Speringa, 7 e il 4 vende 6. Esatto. Ok, grazie, è stata una bella gara, grazie.
Centa Giorgio, di Centa Patrick. Bene, intanto procediamo con la 2. Postazione numero 2, Casali Sega. La postazione 1 là in fondo. La 2, Casali Sega. Con di Ronco Tiziano e del negro Ruben. Postazione numero 3. Alla contraria da Place. Come vedete, Robert e Ortiz Giovanni. come vedete utilizziamo le cidulines per non. Postazione numero 4, Tausie e Liu Shul. Con Flora Stefano e Zambaro Matteo. Postazione numero 5, gli amici di Ketchak. Con Hubert Stefan e Hubert Christopher. postazione numero 6, Cente. Silverio Giancarlo e di Ronco Samuele. Posizione numero 7, Pardaur. Postazione numero 8, Ville. Con Maier Fabio e Maier Thomas. Postazione numero 9, Sudri. Sudri. Deschamps Olivier e Nodale Marco. Postazione numero 10, Cleules. Con Puntel Fabrizio e Puntel Mosè. E quindi per logica e per matematica la numero 11 è a Sompra. Con Marassi Alessandro e Lancilotti Enrico. Quindi Enrico si è tolto i panni da giudice ed è entrato in campo. Infilare sotto la chiaroggiole, fissarla con il perno e ritornare al punto di partenza. Gara molto importante perché determinerà la situazione. Ecco che sono partiti. Ognuno ha una tecnica diversa, ci sono contrade che caricano la legna assieme, contrade invece che la caricano singolarmente e l'altro si occupa di legarla. Bene, siamo nella fase di carico, qualcuno ha cominciato anche la fase di legatura. Sommaville è già per prima di Centa. Però già altri stanno inserendo la chiaroggiule. Abbiamo insomma Somprat. Parte Cleulis e Ville. Cleulis e Ville. Anche Cente e Sudri sono partiti. Dovete girarla là, se no non siete classificati. Deve essere girata quella loggia. Bravi! Bravissimi! Quindi al terzo posto Cleules con Puntel Fabrizio e Puntel Mosè. Bene, qui bisogna fare qualche applauso alle contrade, perlomeno prime 3 classificate, poi faremo un applauso finale a tutte. Andiamo col secondo posto. Secondo posto contrade di Ville con Maier Fabio e Maier Thomas. E quindi arriviamo al primo classificato, contrade di Sommaville con di Centa Giorgio e di Centa Patrick. Benissimo, allora un applauso e la foto generale di gruppo per tutti al Palio del Seon vinto da Sommaville. Scusate, Palio da Tiame. Anche... ma è che sei neutrale. Moro Jessica. Mori Jessica. Mori Jessica.
Allora, postazione numero 2, Somaville. Somaville, Romanin Paola e Martin Rosi. La postazione numero 3 è Casali Sega. Con Teo Chiaris Dimitra e Plazzotta Katia. La postazione è a Ville. Ville con Lazzara Claudia e Del Negro Noemi. La contraria di Cente. Maieron Paola e Grassani Orietta. Chi rimane? Rimane la contraria di Cleules al sesto posto. Eccola con qui. Boschetti Lucia e Chialina Jessica. Cleules, a posto. Abbandoneranno la Chiaroggiule, che per questa occasione è fornita da una cosa molto particolare che vi faccio vedere. Devono caricare il fieno, legarlo e poi appena legato partire, raggiungere la via Roma, fare vicolo corto e rientrare per... Al fischio la partenza. Allora, siamo nell'operazione di legatura del fascio di fieno. Ecco che è già partita la contraria di Cleules. A seguire Cente, Somaville, Sudri, Casali Segra. Casali Sega! E per la prima volta vince il Palio Lotteria Cleules. Forza ragazze, forza! Sudri! Che sbiane sfantate di Cleules aquí che sono arrivate prima. C'è nome? Dimmi il nome, ma. No, dimmi no. No, sono. Io ho detto che Way è giornata così. Allora, nome? Jessica. Lucia. Ecco, Jessica e Lucia sei corrute, veramente sei state brave. E qual è il segreto di queste corse, di questo momento? Il nodo va fatto velocissimamente, infatti noi l'abbiamo perso, però l'importante è poi controllare il carico, avere il giusto bilanciamento e correre. Il rientro la un po' di culo. Che è il culo che salta fuori sempre. Sì. Sì, ma vi siete allenati prima e vi ho fatto un 2-3? Una piccola prova, ma è andata bene, dai. È andata bene. Finalmente per Cleules. Dai, sei contenta? Dai. Sì, contenta. È la prima volta che vincete. Sì, infatti. Grazie. Va bene, in bocca al lupo per prossime. Terzo posto la contraria di Casali Sega con Teo Chiaris Dimitra e Plazzotta Katia. A scalare secondo posto la contraria di Cente con Maieron Paola e Grassani Orietta. E quindi al primo posto la contraria di Cleules con Boschetti Lucia e Chialina Jessica. Sarebbe così bello se Foto di ritmo. Applauso finale. Brave ragazze! Foto di rito.
Liusciule, Tausie, Place, Pardaur, Sudri, Ville, Casalisega, Cente, Cleules. La contraria di Somaville ha avuto un incidente. Somaville. Sta passando Somprat. Somaville purtroppo. Come vedete sono state vittime di una rottura. Sudri, Casalisega e Liusciule Tausie, Place e Pardaur, Cente, Cleules, nell'ordine molto ravvicinate, in una quindicina di secondi. Arriva adesso moltissime Somaville, contrade. Somaville in Tra queste arrivo, Somaville seguito Somprat. che sicuramente abdicherà, però sportivamente e per correttezza termineranno il palio. Al cambio anche Somprat, dovrebbe mancare solo la contrada di Ketchak, quali non potevamo chiedere più se non fare una prima esperienza in questa prima edizione. Eccoli al cambio, Cambio anche per loro. E quindi dovremmo vedere già. E tra poco vi dico chi sono. Ville. È sempre Ville se non sbaglio. Ville. I co-favoriti della vigilia, Ville, sono al momento in prima posizione. Però c'è una bella lotta, ragazzi. Non c'è nulla di scontato, guardate i recuperi che stanno verificandosi da dietro. Mai come quest'anno piuttosto agguerrita la fase della seconda frazione. Stiamo per ospitare l'arrivo della contrada vincitrice del palio numero 34, Ville! A seguire Sudri e Casalisega! Sudri al secondo posto, Casalisega terzo, Place quarto, Pardaur quinto. Oh, in 10 secondi sono arrivate 5, Liusciule Tausie, Cente, incredibile! In poco meno di 20 secondi sono arrivate 7 contrade. Però la contrada vincitrice del palio è Ville! È arrivato Cleules, bravissimi. Chiude anche Cleules. Bravi! Bravissimi! Grande Ville! Prima, molto gelate. Finalmente andate bene. Finalmente andate bene. Dopo 3-4 anni, che è succeduto in Pialc, o magari i catti più forti, in una di, che stanno anche se vi roda l'archetto, che stanno. Io ho detto che avevi rodato l'archetto. La stessa arrivata, la stessa portando in davanti. Infatti, tutti i giri con l'archetto rotto, comunque bene. Finalmente Ville è tornato il trionfo. Benissimo, ma buoni risultati anche come di Sudri, come di Aiodi.
Sudri che arriva al fa il secondo puesto. Hai visto, ti abbiamo detto, una promessa fatta, secondi ci siamo. Siete andati grandi, siete andati bene, siete andati bene. La lode. Ho visto, però siete andati. Allora, questa soddisfazione di questo atleta qui. Giumutese, secondo puesto, Benissimo, giornata top. Dure? Ma dura il use, dai, perché che viene rotto un toc, dai. Ma l'avevi portata a fur lo stesso. Alle rod l'archet, ma chi? Ma Giumutese che si lea chi archet, che maniera io. Lo sai, noi me. Hanno avevin l'archet una serie di cambiarlo, si sing in quarts che era debole. Noi, a me scettavi al secondo giro si è rotto. Il secondo puesto all'era che è giusto, è inutile di anche il mio ci fa un attimo quindi preparare che il mio. Preparami ora anche che beh non sin contenti, Ville, sin contenti, dure ma state bene, dai. Ora chiale, il palio a fare gare, ma invece il palio è una roba bellissima, è una tradizione, le biele. Non mi contento, dopo per il paese che ci sta. Sì, è contentezza anche sudore, sacrifici dopo la fine. Sì, non si inventa nulla, ma la passione, dai, porta in avanti tutto. Perfetto, benissimo, il palio di Castagna è stato vinto da Contrade di Ville. E chiamiamo la terza classificata, che è la Contrade di Casali Sega, con Del Negro Ruben, Sulli Michele, Mentil Daniel e Rovere Federico. Bene, i Rovere che erano divisi in casa, quest'oggi Federico batte Michele. E al secondo posto la Contrade di Sudri con Deschamps Olivier, Marcuzzi Marco, Bitussi Federico e De Reggi Dario. Beh, questa è una vera sorpresa, ma ha piazzato Sudri sul podio, quindi complimenti a Olivier soprattutto che ha organizzato la sua borgata nei migliori dei modi. Bravi Andrea, lascerei l'onore a te per annunciare il primo classificato. Vince il palio numero 34, edizione 2018, la Contrade di Ville! Con Maier Stefano, Lazzara Paolo, Miliani Andrea e Galassi Michael! Complimenti ai vincitori! Consegniamo anche il stile del palio che passa dalla Contrade di Somaville a quella di Ville. Occhio! Complimenti a tutti, complimenti a Ville, complimenti a tutte le contrade che per la prima volta sono tutte arrivate all'arrivo, anche se con qualche rottura, ma tutte sono arrivate, quindi nessuno si è fatto male, tutto bene. Ci saranno i festeggiamenti a Ville stasera. Allora ragazzi, siamo pronti per la foto di rito? E quindi dobbiamo alzare sulle mani! Sulle mani in tribuna ragazzi, sulle mani che facciamo la foto, su 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 su! Sulle mani, brava Ville, bravi tutti, brava Sudri, bravo Casali Sega, questo è il podio, complimenti! Ci vediamo! Ti lascio un saluto finale a te Gaia, quando ci vediamo? Bravi ragazzi, e mi raccomando, ci vediamo il prossimo anno alla 35esima edizione del Palio da Schiera.